Buonasera, ben ritrovati per questa edizione di Spritz 22, un contenitore che raccoglie notizie, informazioni, politica, attualità. Da questa sera avremo modo, grazie all'intervento importante e decisivo del presidente dei bergamaschi, ente bergamaschi nel mondo, Carlo Personeni, di collegarci con tutte queste realtà, un rosario di realtà che coprono tutto l'Europa e anche il Sud America. Nel ringraziare Carlo Personeni vorrei cominciare a presentare gli ospiti che sono in linea diretta con noi da Bruxelles. Sono il responsabile Mauro Rota, responsabile e coordinatore per quanto riguarda i circoli nel mondo, per quanto riguarda la sua zona, accompagnato dalla sua signora Silvana Scandella, direttrice del centro di ricerche DLCM. Ecco, partirei proprio da lei, signora Scandella. DLCM cosa vuol dire? Allora, è un centro di ricerca e di risorse in didattica, didattologia delle lingue e culture, delle migrazioni e mobilità, quindi coniuga l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e la didattica, la didattologia delle migrazioni e delle mobilità. Il centro è nato nel 2014, proprio il 17 marzo, quindi in occasione dell'Unità d'Italia, della ricorrenza dell'Unità d'Italia, ed è stato inaugurato con un convegno 9 maggio del 2014. Abbiamo scelto proprio la data del 9 maggio perché appunto è la festa dell'Europa, ci troviamo in Europa. Il centro ha una sede fisica a Onore, quindi poco lontano da Clusone, in Val Seriana, ha sempre avuto il sostegno delle amministrazioni, quindi dei vari sindaci, a cominciare da Gianpietro Schiavi, poi Laura Schiavi ed ora anche Michele Schiavi. Il centro è coadiuvato da un organismo che è il Comitato Scientifico Organizzativo, costituito da esponenti del mondo accademico in Europa e da esponenti della società civile, tra cui anche varie associazioni in loco, anche in Val Seriana, in Bergamo, ma anche all'estero. Quindi che cos'è questo centro? Noi ci troviamo anche a Bruxelles, faccio parte del circolo dei bergamaschi Bruxelles, sono la segretaria e quindi è l'interfaccia locale dello stesso circolo. Quindi grazie al centro di ricerca, il circolo stesso effettua delle ricerche sulla mobilità, sulla migrazione, ci sono delle collaborazioni anche con altre associazioni, sia in loco, qui in Bruxelles, che sul territorio. Quindi diciamo che l'attività principale è proprio il convegno internazionale annuale, si svolge una volta all'anno, e il prossimo è proprio imminente, il 19 di questo mese, sabato 19 novembre, sarà il 9º convegno del centro di LCM, in collaborazione sempre col Circolo di Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel mondo. Al presidente Personeni, visto che nel suo pistolotto che ha messo nel presentare come si rinnovava l'ente dei bergamaschi al mondo, ha fatto accenno che non è più l'emigrazione di 50-60 anni fa con la valigia, adesso si va magari con la Louis Vuitton, con tante lauree. Com'è cambiata in questi anni, presidente Personeni, l'emigrazione, visto che tu hai il polso della situazione in tutta la nostra Europa? Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare Roby Challer per aver avuto la sensibilità di coinvolgere l'ente bergamaschi nel mondo e i nostri circoli che per motivi di collegamento per ora faremo l'Europa e valuteremo, come accennavi prima, il Sud America, valuteremo altri stati, perché evidentemente poi vi sono anche problemi di fuso d'orario. Per quanto attiene invece all'emigrazione, l'emigrazione evidentemente è cambiata perché se 40, 50, 60 anni fa, senza andare ancora più avanti, evidentemente per trasferirsi dall'Italia, da Bergamo, anche solo in Europa, serviva un giorno e mezzo, 2 giorni, quindi abbastanza
impegnativi e laboriosi, e i nostri emigranti erano soprattutto persone che andavano a fare lavori manuali, che poi si sono inseriti bene nel contesto europeo, come già avuto occasione di dire. L'emigrazione, che è un problema che hanno sia quelli di prima ma quelli anche attuali, finché non hai la padronanza della lingua tu sarai sempre l'emigrante, indipendentemente dal cognome, che venga trasformato con la I accentata finale o meno, ma sarai sempre l'emigrante. L'immigrazione è diversa perché? Perché l'immigrazione attuale è fatta soprattutto di giovani nella maggior parte dei casi. Tra l'altro voglio precisare che, malgrado il Covid, in questi 2 anni l'emigrazione è continuata, e anzi in modo abbastanza consistente, perché i numeri sono importanti. La Lombardia e Bergamo sono ai primi posti. Questa immigrazione, dicevo, è fatta di giovani che la maggior parte, l'80% e oltre, è diplomata, e una buona percentuale addirittura anche la laurea. Però è diversa perché? Perché innanzitutto i trasferimenti in aereo e in treni sono veloci, e quindi in mezza giornata ci si può trasferire in Europa senza grossi problemi. La seconda parte è che non c'è più la valigia di cartone, dove sarebbe simpatico, ma avremo opportunità di raccontare la differenza tra la valigia di cartone e la valigia con le borchie, eccetera, perché era un segno di distintivo tra la categoria degli emigranti, chi poteva spendere qualcosa in più nella valigia oppure no. Ma dicevo, attualmente invece è fatta con la valigia 24 ore, col trolley in un certo senso, evidentemente un tablet o un PC, e quindi non c'è più quel problema di collegarsi col territorio oppure con i familiari, con gli affetti lasciati a casa, perché è un collegamento che può avvenire, come lo dimostriamo stasera, da Bruxelles tranquillamente senza problemi. Quindi quando un tempo scrivevano alle famiglie nelle lettere ogni 2 o 3 mesi tra andata e ritorno della corrispondenza, la lettera terminava con notizie del paese, quindi si chiedeva di avere qualche notizia di quanto avveniva. Oggi questo problema non c'è più. Resta il problema sempre dell'inserimento, sempre che il motivo di trasferirsi è il reddito, nonché oggi forse anche l'opportunità di avere delle responsabilità, delle attività dove possono essere sfruttate le conoscenze, il titolo di studio, e la meritocrazia, che magari in Italia è un po' meno riconosciuta o viene riconosciuta per altre motivazioni. Qui invece l'immigrante bergamasco, che in particolare è apprezzato in tutto il mondo per la sua laboriosità, per la sua correttezza, per il suo impegno, e non fa fatica ad accettare, ad inserirsi nelle tradizioni locali, che è un altro problema che deve accettare, senza evidentemente dimenticare le nostre, ma deve entrare. Quindi l'immigrazione diversa, ma che alla base ha dei legami, che è quello di aver lasciato gli affetti, che è quello di darsi da fare, impegnarsi per avere un'attività, avere un'opportunità di reddito, e gradualmente riuscire ad inserirsi, essere considerati non più l'emigrante, ma un cittadino di quel territorio. Signor Rota, sono 28 anni che lei manca da Clusone, anche se ultimamente è stato in visita a parenti e tutto. Che cosa l'ha spinto a mettere le radici fuori casa, o in Europa, meglio ancora? Beh, prima di tutto buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Ma sì, 28 anni che ho lasciato la mia Clusone, ma mantenendo sempre un rapporto, un contatto molto intenso, molto fitto. Diciamo che la risposta meriterebbe una premessa, che fa parte, fra l'altro, anche di uno dei punti forti della formazione che facciamo con interventi didattici anche nelle scuole, vale a dire sondare esattamente le motivazioni che spingono all'emigrazione, che devono essere al di là del semplice miraggio economico. Quindi la mia motivazione è stata una motivazione
direi, io la potrei definire con questo termine di curiosità. Curiosità che ci aveva accompagnato già da prima, perché già da prima che ci spostassimo definitivamente all'estero avevamo viaggiato, girato oltreoceano, eccetera, quindi ci piaceva proprio questa opportunità di confrontarci con l'altro, col diverso, scoprire e arricchirci. Fra l'altro io all'epoca ero imprenditore ed esportavo i miei prodotti in Europa ed in particolare in Svizzera, quindi è stata una concomitanza di diciamo fattori positivi che ci hanno così spinto a trasferirci nella Svizzera romanda, dove io fra l'altro ero grosso modo quasi una settimana al mese per il mio lavoro. E questo però devo riconoscere, pur con un'opportunità direi di privilegiata, ha comportato il superamento di grosse difficoltà, direi dal punto di vista personale, emotivo, esistenziale, perché ricordo che quando avevo accennato questa scelta di partire per l'estero ai miei familiari, ho avuto pochi che hanno così spalleggiato questa mia decisione rispetto ad esempio alla famiglia di mia moglie, che è una famiglia che vanta moltissimi elementi in migrazione anteriore. Quindi difficoltà comunque nel lasciare i propri affetti, questo è stato l'aspetto più delicato e più forte, però poi confortato da un percorso diciamo soddisfacente da un punto di vista professionale e da un punto di vista di crescita personale. La questione ovviamente è stata incoraggiata anche da una scelta familiare, nel senso che né io né mia moglie non siamo partiti da soli, ma siamo partiti da soli e come famiglia. Avevamo all'epoca una figlia di 19 mesi, quindi siamo partiti tutti assieme come famiglia. E questo è uno dei punti ovviamente di aiuto che analizziamo nel monitorare i flussi di mobilità anche attuali, perché uno spostamento individuale crea poi sempre problemi e difficoltà in termini emotivi, perché affiora sempre più l'aspetto nostalgico e quindi crea facilmente i presupposti per una crisi di identità, insomma, ecco. Quindi il fatto di essermi spostato con la famiglia è stato senz'altro di aiuto. Professionalmente io ho continuato con il mio percorso, affiancando mia moglie che appunto la scelta della sede è stata in funzione di questo, perché è stata inviata dal Ministero degli Affari Esteri come docente di lingua italiana nei corsi di lingua italiana nel cantone di Neuchâtel. Quindi un'opportunità piacevole, l'abbiamo vissuta a fondo, confrontandoci non solo con la comunità italiana, ma anche con quella svizzera. Vero è quanto ha detto il presidente Personeni, che uno degli elementi principali è senz'altro il gap linguistico, però non solo, ecco. Ovviamente conoscere la lingua del paese di destinazione è un punto determinante, ma è importante anche prima di tutto l'approccio con cui uno si inserisce, quindi in punta di piedi, rispettando le regole dell'ambiente in cui si approda, e poi cercando di costruire una rete, diciamo tabula rasa, quindi ex novo, di contatti, di rapporti
con la consapevolezza di una piena dignità, insomma, ecco, quindi superando il pregiudizio dell'emigrato, ecco, anche qui meriterebbe una precisazione proprio in termini di valore della parola, cioè migrante è un participio presente, quindi è il soggetto che parte, che sta partendo, ma non si può più chiamare emigrante una persona che è da 28 anni in giro per il mondo o da 50, cioè quello è un emigrato, che poi addirittura non si sente emigrato perché comunque ha una valenza tendenzialmente peggiorativa e quindi si sente più un soggetto in mobilità, un soggetto espatriato, piuttosto che i giovani, fra l'altro formati con tante risorse dall'Italia, che partono per l'estero, non si sentono cervelli in fuga, ma piuttosto talenti che hanno saputo scegliere. Detto questo, tornando alla domanda di prima, sì, 28 anni che abbiamo lasciato Clusone, prima 8 anni nella Svizzera romanda, poi da Neuchâtel ci siamo trasferiti sempre per un mandato del Ministero degli Affari Esteri, prima nelle Fiandre a Genk e poi a Bruxelles, dove siamo ormai dal 2002, insomma, quindi sono 20 anni. Devo dire che nella prima esperienza a Neuchâtel noi non eravamo assolutamente al corrente che esistesse una rete di solidarietà della comunità bergamasca che facesse poi capo all'ente Bergamaschi nel mondo. È stata una cosa fortuita perché all'epoca avevo l'auto con ancora la targa BG, la vecchia targa BG, e un alunno di mia moglie bergamasco, di onore questo, alla fine della lezione, uscendo, ha visto l'auto su cui saliva mia moglie, a casa ha riferito dicendo ma l'insegnante di italiano è di Bergamo. Da lì siamo stati contattati, siamo stati avvicinati, fra l'altro anche dal missionario allora Don Pietro Natali, e anche qui si apre una parentesi perché la maggioranza dei missionari delle missioni cattoliche italiane nel mondo sono scalabriniani o bergamaschi del paradiso della diocesi, quindi avvicinato dal missionario e poi da alcuni soggetti del circolo dei bergamaschi Neuchâtel, siamo entrati a contatto con la comunità bergamasca. Da lì ci siamo resi conto che è stata per noi davvero una seconda famiglia, ci ha aiutato molto, fra l'altro c'erano famiglie giovani come noi con dei bimbi giovani, quindi siamo riusciti a instaurare davvero un ottimo legame che abbiamo mantenuto vivo anche negli anni, e questo ci ha aiutato a crescere e ecco, e poi da lì trasferendoci a Bruxelles, dopo devo dire qualche anno di pausa perché eravamo sovraccarichi da impegni, da riunioni, non dico decine di riunioni alla settimana, ma insomma pesanti, perché poi avevamo rivestito anche dei ruoli di rappresentanza a livello della circoscrizione col consolato, piuttosto che con la missione, eccetera. Quindi ci siamo presi una micro pausa così sabbatica dall'ente Bergamaschi per poi fondare nel 2010 quello che è stato il 33esimo circolo dell'ente Bergamaschi nel mondo. E devo dire che la fondazione è partita da un'analisi abbastanza, diciamo, così spicciola, ma concreta. Consultando l'allora elenco telefonico della città, abbiamo individuato 400 cognomi di diciamo origine bergamasca, abbiamo contattato le famiglie, quindi 400 famiglie da Locatelli, Trussardi, Rota, e era appunto un sabato. Allora erano presenti il presidente allora Santo Locatelli e il direttore Fabretti, e è stato così fondato questo nuovo circolo.
9 ottobre. Il circolo a Bruxelles, devo dire che si pone come un laboratorio, direi, di analisi, chiamiamola proprio anche sociologica, abbastanza significativo, perché qua convive l'anima storica dell'emigrazione, quindi emigranti che sono arrivati nel dopoguerra, alcuni anche famiglie anche prima, e ovviamente soprattutto per la presenza delle principali istituzioni europee e di tutto l'indotto che ruota attorno a queste, di figure della recente mobilità. Quindi noi ci troviamo, fra l'altro, io e mia moglie, a fare da cerniera tra queste due anime, che hanno, fra l'altro, difficoltà a interagire tra di loro. Ecco perché c'è una sorta di bolla della comunità che interagisce con le istituzioni europee, e la comunità invece dell'emigrazione storica, che è un pochettino più riservata e più chiusa. Ecco, questo, diciamo, in sintesi il nostro percorso personale legato alla comunità bergamasca, all'ente bergamaschi. Vorrei chiedere al presidente Personeni, leggendo la tua introduzione alla nuova rivista, fai riferimento ai migranti o immigrati, 55.000 erotti, 3.180 in più rispetto all'anno scorso, e la provincia di Bergamo risulta la terza, se non vado errato. Ma come ti spieghi che regioni, o meglio province come Bergamo-Brescia, che vengono indicati un po' il motore, senza nulla togliere a Milano, dell'economia lombarda, cerchino ancora lavoro all'estero? Allora, io purtroppo adesso magari ne parliamo assieme, ma non ho una risposta a dire il perché. Possiamo fare delle analisi. Allora, innanzitutto, gli oltre 50.000 sono gli emigranti iscritto AIRE, Anagrafe Italiani Residenti all'Estero, e questo è un dato certo perché corrisponde ai dati del comune. Il problema di Bergamo e Lombardia l'ho detto prima: la Lombardia è la regione che dà più materiale umano all'emigrazione, Bergamo è la terza, Milano, Varese, Bergamo, ma Bergamo di fatto in rapporto, in percentuale agli abitanti esistenti, in percentuale è la principale. Varese, il motivo di Varese, evidentemente il Lago Maggiore è un motivo di collegamento col Ticino, è un motivo di persone che vanno a lavorare e rientrano, sono sì degli emigranti, ma degli emigranti che terminato il periodo nel settore del terziario, della ristorazione in particolare, e quindi è un rapporto un po' diverso dei nostri emigranti. Il perché questo non lo conosciamo, potremmo fare uno studio, un'analisi, sentendo magari anche alla fine di queste trasmissioni, provare a trarre un sommatorio e capire il perché. Io credo che al di là di tutto, di fare delle esperienze, eccetera, sia comunque un problema di opportunità reddituali, quindi una garanzia di un reddito diverso, di un reddito sicuro e di un'opportunità di crescere all'interno delle aziende con delle premiazioni. Da noi questo è un po' più difficile. Faccio un esempio che magari ho già fatto ma che ripeto: se un operaio risparmia il 10% in Italia, un lavoratore dipendente risparmia il 10% in Italia, risparmia 100-150 euro al mese. Evidentemente i redditi all'estero sono 3-4 volte il nostro reddito, con dei costi salatissimi, in particolare per l'affitto, per le tassazioni varie, ma se risparmiano lo stesso 10%, il loro reddito è di 4.000-5.000 euro secondo lo Stato, e quindi risparmiando sempre il 10% risparmiano 400 euro. È chiaro che a fine anno hanno un risparmio che è maggiore. Quindi il problema del reddito purtroppo è in particolare la motivazione, ma anche perché molte persone che sono andate, molti studenti che sono andate
alcuni mesi per l'Erasmus, una buona parte decide di tornare o di restare in quello stato dove hanno avuto l'opportunità di conoscere attraverso l'Erasmus. Può essere un'idea, fare una ricerca, potremmo trovare un'opportunità, uno studio, magari organizzare una borsa di studio, delle borse di studio e perché no, fare questa analisi e questo studio. Sto prendendo spunto da quando la domanda fatta, ecco tutto lì. Però dare una risposta del perché in questo momento preciso, al di là di quanto ho detto, non ho certezze di una risposta. Comunque nel tuo primo periodo di insediamento stai cercando di cambiare, tant'è vero che tu stesso hai scritto che c'è necessità di cambiare, di migliorare, di innovazione. Qual è il tuo obiettivo per arrivare ad avere un'aggregazione? E visto che gli amici di Bruxelles hanno apprezzato molto anche il corso di bergamasco, perché in effetti è la nostra storia, è la nostra lingua. È importante mantenere il rapporto sicuramente parentale, ma il rapporto anche con la storia, la cultura dei nostri paesi. E vedo che all'estero ti stanno sicuramente premiando. Hai in mente altre iniziative che possono portare cultura, storia e tradizione a queste persone che stanno facendo grande con il loro sacrificio l'Europa stessa? Sì, dunque, innanzitutto preciso che Mauro è il coordinatore di tutti i circoli dei nostri sparsi nei nostri 5 continenti, come accennava prima. E quello che noi stiamo facendo è quello in particolare, tra le altre cose, di mantenere il ricordo delle nostre tradizioni, della nostra cultura, eccetera. Il problema principale che vorremmo adesso è quello di inserire forze giovanili, a dare spazio di più ai giovani, perché l'emigrante di diversi anni fa, di alcuni decenni, oggi ci chiede la rivista cartacea, quando invece tranquillamente una rivista la può vedere sul nostro sito, la può scaricare dal nostro sito. Quindi al giovane non interessa la rivista cartacea. Quando vengono organizzate delle manifestazioni, a quello di qualche anno fa interessa ancora le cose caratteristiche, le tradizioni, in particolare per quanto riguarda un pranzo di prodotti bergamaschi, oppure anche magari una ballata italiana delle nostre tradizioni. Al giovane questo interessa un po' meno, al giovane interessa soprattutto invece che si parli di cultura, che si dia l'opportunità di scambi, di idee, di partecipazione, pur non rinnegando quello assolutamente. Quindi noi cerchiamo di fare un trade union tra le generazioni precedenti che possono portare la loro esperienza, ma soprattutto la vitalità dei giovani, e questo perché stiamo lavorando per inserirli nei nostri circoli. I nostri circoli, che i più vecchi hanno 50 anni di vita, di esperienza, quindi l'età anagrafica di chi li frequenta evidentemente è abbastanza alta, e quindi gradualmente cerchiamo come obiettivo questo, e questo per quanto riguarda in particolare i circoli, quindi fare in modo che vi siano degli scambi culturali tra Italia e territorio di rappresentanza con questi giovani e portare la loro vitalità. Per quanto riguarda 2 programmi importanti, senza entrare, magari questa sera avremo opportunità anche dei piccoli dettagli, ma 2 cose importanti saranno che noi stiamo preparando il nuovo calendario del 2023, calendario che abbiamo fatto come prima esperienza nel 2022. Il calendario 2023 sarà abbinato al tema, quello che sarà il 2023, Bergamo-Brescia, capitale della cultura. E quindi noi andremo a riprendere questa iniziativa attraverso i santuari, in questo caso nostri bergamaschi. Nel programma globale sarà un lavoro assieme al rappresentante di Brescia, dei bresciani all'estero, e faremo da sotto il monte a Concesio, cioè vale a dire San Giovanni XXIII, Paolo VI, Concesio. Ma il calendario verterà su santuari nostri bergamaschi evidentemente. Andremo a fare poi questo 2023, visto che è capitale della cultura Bergamo-Brescia, dei filmati e una brochure
che si collegherà appunto partendo da Sottomonte attraverso il passaggio di 20 santuari bergamaschi e 20 santuari bresciani, arrivare a Concesio. L'altra cosa, ci stiamo preparando al 2024 perché il Ministero degli Esteri già da tempo sta operando per quanto riguarda il 2024 il turismo delle radici, vale a dire che noi abbiamo 70-80 milioni di italici, chiamiamolo così, persone che hanno della seconda, terza, quarta generazione, sono all'estero, quindi una seconda Italia, fare in modo di coinvolgere e farli venire sul nostro territorio, alla ricerca delle proprie origini, vale a dire non conoscere soltanto Bergamo centro, Bergamo città, ma riuscire a portare nei vari territori d'origini, e già stanno arrivando richieste di persone che chiedono le loro origini, che qualcuno sa che è della Val Seriana, ma non sa se è di Onore piuttosto che di Ponte Nossa, di Clusone, eccetera, come per la Val Brembana e altre zone. E quindi questi sono due progetti, due obiettivi principali che ci stiamo facendo, stiamo organizzando, stiamo lavorando, stiamo presentando per coinvolgere il più possibile e fare delle conoscenze. Devo dire che ultimamente, grazie a internet, proprio questa mattina abbiamo fatto una riunione perché andremo ad aprire in collaborazione con Lione un nuovo circolo che appena verrà ufficializzato ve lo comunicherò, ne parleremo, magari li coinvolgeremo, dove vi sono lì un gruppo di persone abbastanza giovani che hanno voglia di fare, di collaborare, compresa la Camera del Commercio di Lione in questo caso. Quindi diverse iniziative stiamo facendo, stiamo lavorando. Vi chiedo cortesemente 30 secondi per mandare in onda la pubblicità, rimanete in linea, continueremo ancora il discorso per mezz'ora. Grazie.